Una delle prime economie del nostro territorio è quella del turismo, perché abbiamo tutto, abbiamo l'enogastronomia, abbiamo le montagne, i paesaggi, l'arte, la storia, ma possiamo fare molto di più e sentiamo cosa ne pensa su questo Paolo Martin. Questa breve riflessione proprio perché credo sia necessario e importante pensare sempre che all'interno di un contesto socio-economico dove c'è ruralità ma dove c'è vita, si deve parlare di sviluppo, si deve parlare di valore aggiunto che viene dato da questo sviluppo, si deve parlare di valore delle persone che comunque vi operano in questo territorio, ma contemporaneamente si deve parlare di storia che ha un territorio, si deve parlare di ambiente che offre un territorio, di culture che offre un territorio e di culture che offre un territorio. Quindi parliamo di un sistema integrato che dà valore, ma dando questo valore dà economia a una realtà territoriale che può essere vista semplicemente in ambito locale, ma può essere vista anche in ambito internazionale. Allora, io credo che nel pensare, nel parlare di patrimonio rurale e di sviluppo rurale, non dobbiamo prescindere mai da capacità di innovazione che comunque possono dare le persone e possono dare anche le istituzioni, sostenendo nuove iniziative all'interno di questi territori. Allora, approfondire le opportunità che offre un territorio attraverso i fabbricati rurali, piuttosto che attraverso i percorsi storico-religiosi, attraverso le corti che comunque esistono, sia esse corti religiose o sia esse corti rurali, attraverso la differenza che comunque viene proposta dai territori. Sto pensando alle occasioni e alle opportunità che possono offrire anche le colazioni rurali piuttosto che i pasti. Siamo in stagione laddove che si ammazza il maiale e si fanno i salami, ma nei nostri territori una volta in ogni casa si faceva questo, ma perché non recuperare attraverso dei incontri specifici anche queste realtà storico-rurali? Ma dico, sono tanti fatti e tante cose, basta che ci si fermi là a pensare a cosa poteva e a cosa può essere occasione economica per poter dare risposte anche a quegli agricoltori che oggi possono sentirsi marginali rispetto alle grandi produzioni e rispetto alle grandi realtà. E guardiamoci intorno, vediamo che comunque c'è sempre più bisogno di questi valori che oggi vengono inespressi, cioè la persona, il cittadino normale che affronta il lavoro durante la settimana ha bisogno di trovare riferimenti in questo senso. Se fino a oggi vengono offerti da un agriturismo diffuso più o meno, dobbiamo pensare a qualcosa di evoluto rispetto a questo. Dobbiamo pensare a un qualcosa che comunque si pone nell'ottica di andare incontro a queste persone che magari non sono tantissime, però sono in un mondo vastissimo, ce ne sono e possono anche offrirci opportunità importanti di reddito. Basta crederci.